Dico solo che Simone, prima di buttarsi dal terzo piano della scala incendio, aveva mandato un messaggio vocale alla sua psicoterapeuta che andava tutto bene, e aveva mandato un messaggio anche a sua mamma che andava tutto bene e che c'era solo un problemino da intercettare. È difficile quindi, anzi, non bisognerebbe neanche fare un parametro perché, come dicevo prima, ogni storia ha un racconto e ogni racconto è diverso. Ogni storia è a sé, specifica papà Ivan, e ogni vicenda va affrontata con la massima cautela, compresa quella del giovane Ahmed, il quindicenne trovato morto nel Brenta a Padova, per cui la procura sta procedendo per istigazione al suicidio. Una delle piste seguite è quella del cyberbullismo. In questo caso il cyberbullismo esiste soprattutto in situazioni particolari e non si esclude che comunque, a prescindere, il cyberbullismo porti a una pressione tale che una persona decida anche di fare un gesto. Gesti che vanno ovviamente prevenuti intercettando il disagio e studiando soluzioni personalizzate. Per questo, da quando suo figlio Simone non c'è più, da quel maledetto 18 febbraio 2021, Ivan ha fondato il Filo di Simo, associazione che sta già aiutando 40 persone, in particolare giovani. Abbiamo creato all'interno dell'associazione un'area di psicoterapeuti, oggi sono in 16, che si occupano di accogliere, ascoltare e di portare le persone che hanno bisogno in un percorso di psicoterapia per uscire da questa gigantesca bolla che si sta formando e che sta coinvolgendo soprattutto una fascia importante di adolescenti, ma anche non solo adolescenti. Un incontro sulla comunicazione in famiglia è in programma domani sera alle 20:45 nella Barchessa di Villa Giovannina a Villorba. La famiglia in tutto ciò è l'anello debole. Noi abbiamo cercato di portare la nostra esperienza di famiglia e crediamo che bisogni lavorare e formare ed aiutare le famiglie.